C'è un interessantissimo fenomeno di sviluppo linguistico dell'arte a Cagliari e nell'isola, che è quello di un Sardish pop art, una pop art in lingua sarda. A cosa penso? Penso ad artisti come Bob Maronghiu, Dodi Art, Luigi Lai, Max Piga. Cosa fanno questi artisti? Utilizzano il linguaggio pop, utilizzano e saccheggiano tutto ciò che riguarda la cultura vignettistica, fumettistica, cartonistica, grafica, pubblicitaria. Utilizzano queste suggestioni linguistiche mediatiche di massa, ma non lo fanno in maniera aureliana, non celebrano le icone di massa, ma sembrano voler mettere a nudo e criticare la società della spettacolarizzazione di massa. Quindi vediamo figure antropomorfe di Bob Maronghiu eccessivamente sorridenti, così sorridenti da apparire inquietanti. Vediamo i giganti di Montiprama, di Luigi Lai, che con fatica tentano di adattarsi e comprendere le dinamiche di vita quotidiana e i riti del contemporaneo. Vediamo le donne siliconate, rifatte, plastificate di Dodi Art, che sembra non vogliano accettare la loro decadenza fisica ed erotica. E, ultimo ma non ultimo, Max Piga, che si muove con dei suoi omini che sembrano interrogarsi quotidianamente sul senso dell'essere contemporaneo ed isolano.